Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti qui, vi ringrazio alle persone che ci stanno guardando da casa. Ora facciamo un mega buonasera, io faccio, voi fate l'eco, mi raccomando. Vi chiedo di alzarvi già tutti quanti in piedi perché non voglio nessuno seduto, chi riesce. Alziamoci in piedi. Al mio 3 facciamo come i bambini qua, come la scuola domenicale. Facciamo così, al mio 3. 1, 2, 3. Possiamo fare di meglio. Buonasera al mio 3. 1, 2, 3. Un'ultima volta. 1, 2, 3. Meglio, dai. Ogni sabato andiamo avanti e miglioriamo noi stessi. Ok, noi oggi parleremo del carattere di Cristo, di afferrare Cristo, di come afferrare Cristo. In Giovanni 14, 25-27, ascoltate bene, credo che voi sappiate di che cosa parla. Dice così: queste cose vi ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Io vi lascio in pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo vi dà, come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Questo pezzo l'ho trovato, questo pezzo che adesso vi leggerò è una parte di una predica che ho trovato su internet e che mi sembra molto coerente parlando di com'è Cristo, no? Del suo carattere. Rendendosi conto che egli stesso era prossimo a trovare intensamente in prima persona l'assenza sia di conforto sia di pace, e in un momento in cui il suo cuore forse era tormentato e spaventato, il Maestro si dedicò agli altri e offrì loro questa medesima benedizione che avrebbe potuto dargli forza. In questo momento lui si trovava presso a dover essere messo a morte. Io vi sfido qui ogni volta che magari voi siete stanchi, oppure ogni volta che qualcuno vi fa un torto, a sorridere a questa persona e abbracciarla. Uno vi dice ma potevi fare questo meglio, oppure ma non è che ci hai messo poco a fare questa cosa, potevi farla in meno tempo, potevi farla meglio. Oppure per esempio una persona dice una cattiveria completamente gratuita, e io vi sfido a sorridere a questa persona di ricambio e a dirgli grazie per questo bellissimo commento che mi hai fatto. Io vi sfido ogni volta che il vostro professore vi dice qualcosa che magari, non so, avete studiato tutta quanta la notte e vi ritrovate la mattina che siete preparati, perfetto, ok, dai, fatto la verifica oppure fatto l'interrogazione, benissimo, hai fatto tutto quanto bene, guarda, non ti do la sufficienza perché potresti fare di meglio. Grazie, è passato tutta quanta la notte, mi aspettavo almeno un 7, no, un 5 di incoraggiamento, dai. Vi sfido ogni volta che succede questa cosa a sorridere alla vostra professoressa e dire grazie per questo bellissimo regalo. E anche un po' in parte questo è il carattere di Cristo, no? Lui stava soffrendo in una maniera indescrivibile, stava avendo una tristezza che probabilmente non la potremo mai provare, ma lui era lì che stava in compagnia con i 12, lui dava sempre parole di conforto, lui cercava sempre di andare avanti, probabilmente col sorriso in faccia, ed è anche questo un po' il carattere di Cristo. Noi affronteremo questo tema oggi. Vi ringrazio di nuovo per essere venuti qua e che il Signore vi benedica e che possa condurre Lui questa lode. Amen? Amen? Ok. Signore di qui, la sua mano e il suo potere su me.
Amen. Sapete di essere scelti, che ognuno di voi è stato scelto per poter vedere, come abbiamo appena cantato, la gloria del Signore? Sapete che ognuno di noi è scelto per fare le cose impossibili che Dio ha previsto nelle vostre vite? Avete mai pensato a quali cose impossibili potete fare con il Signore, che il Signore può fare attraverso le vostre vite? Pensate a tutte quelle situazioni in cui magari vorreste che un vostro amico o una vostra amica si convertisse, o un vostro parente, o a quelle situazioni in cui, non so, magari un po' più nel vostro campo, recuperare delle materie irrecuperabilissime che sapete già che la professoressa vi rimanderà a fine anno. E sono tutte situazioni, piccole situazioni impossibili in cui Dio può agire nella vostra vita. Mi è già successo di avere una materia sotto che era sicuro che sarei stata rimandata, non me l'hanno messa a fine anno. E sono cose che, se noi crediamo in Dio, se noi crediamo nella potenza di Dio, Dio fa. E Dio vuole che ognuno di noi possa vedere queste cose impossibili. Io desidero che ognuno di voi possa vederle, perché sono cose che fortificano la nostra fede, fortificano il pensiero del mettere il passo prima ancora che ci sia il terreno sotto. Perché Dio poi mette il terreno sotto. Non importa la tua identità in quanto umano, la tua identità in quanto peccatore, non importa a Dio. Dio vede il vostro cuore e Lui continua a mettere il terreno sotto, qualsiasi cosa succeda. E vi garantisco che nel momento in cui entrerete in un ministero in chiesa, vedrete la potenza di Dio, perché ci sono un sacco di problemi ogni volta. Ma è bello perché puoi vedere l'opera di Dio, puoi vedere la gloria di Dio, puoi vedere quello che Dio può fare con poche persone, con poche risorse. I nostri campeggi estivi, quello estivo e quello invernale, sono stati miracoli dati a noi da parte di Dio. E lodiamo al Signore, cantiamo al Signore nella prossima canzone, pensando al fatto che niente è impossibile nelle sue mani, che noi possiamo fare ogni cosa in colui che ci fortifica. Amen? Di te i ciechi vedono
detto anche prima Monique, nelle difficoltà, nei problemi, in ogni momento difficile della nostra vita, che ci sembra insuperabile, Dio è con noi. Il Signore è al nostro fianco, anche se non lo sentiamo, anche se noi diciamo: Dio, perché non mi stai parlando? Perché non sento niente da parte tua? Signore, ho bisogno di sentire la tua opinione a riguardo. Ho questo problema a scuola, c'è questa ragazza o ragazzo che mi prende in giro e non so cosa fare. Signore, perché tu stai in silenzio nei miei problemi? Oppure, Signore, Signore, mi piace tantissimo quel ragazzo. Cosa ne pensi tu, Signore? Perché non mi dici niente? Devo decidere adesso. Ma il tempo di Dio non è il nostro tempo. Lui ha un tempo per ogni cosa. E sembra una frase fatta e rifatta, ma ogni cosa in Dio è fatta in modo perfetto. Quindi se adesso non abbiamo una determinata cosa, è perché non è il momento. Dio è con noi. Dio è sempre insieme a noi. Dio vuole prendersi cura della nostra vita. Sì, lo fa, lo vuole fare. Anche se non sentiamo niente da parte sua. E ogni volta penso: lo faccia apposta a non dire niente, per vedere cosa faremo, se aspetteremo davvero che Lui ci parli prima di prendere una decisione. E molte volte il tempo stringe, il nostro tempo terreno stringe, e noi diciamo: Signore, io devo scegliere, devo dare una risposta domani per quel lavoro, devo dare una risposta domani per capire che università devo fare. Signore, io cosa faccio? E molte volte, ragazzi, molte volte si butta veramente questo piede nel vuoto. Tu dici: io, Signore, io vado, non so cosa succederà, non so cosa sarà di me dopo di questo, ma io vado e faccio, fai tu. E Lui fa, Lui davvero fa. Dio è con noi in ogni momento, ovunque siamo, ovunque andremo nel futuro, Lui è con noi. Se la sua lode è nel nostro cuore, Dio farà opere meravigliose nelle vostre vite. Cantiamo. C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. L'hai risolto in modo semplice. C'è chi dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice. E l'hai risolto in modo semplice. Ovunque starò, ovunque andrò, la tua lode sarà nel mio cuore, Signore. Ovunque starò, ovunque
prossima canzone da un sacco di tempo che non la cantavamo e io la adoro perché mi ha sempre fatto riflettere. Si chiama, già il titolo è Ma dov'è l'amore? Punto interrogativo. Dov'è l'amore? Ci sono, e parla, sembra un po' criticando le persone che, ognuno di noi che è in chiesa, dicono c'è tanta gente nelle chiese, ma quanti sono là fuori che sono persi? Tutti quanti sono pronti a predicare, ma chi è con te quando tu sbagli? Dov'è l'amore senza confini? Dov'è una chiesa accogliente? Dov'è una chiesa testimone della grazia di Dio? È bellissima questa canzone, è un po' particolare, un po' pesante magari il messaggio, perché tu dici, caspita, proprio ti dice, perché non pensi a quelli che c'è fuori? E come fai ad arrivare a quelli che ci sono fuori se non sei testimone tu in primis della grazia di Dio? Se tu in primis non accogli le persone. Ci invita a portare la luce, ci fa guardare le persone, ci fa guardare noi, ci fa fare un'autoanalisi nostra e ci fa guardare e ci fa vedere fuori quante persone ci sono che stanno urlando, che hanno bisogno di Dio. L'avevo già raccontato, ma lo racconterò di nuovo, un sacco di anni fa. Un giorno mi sono svegliata perché dovevo andare a scuola, mi stavo portando mia mamma, mi sembra, e avevamo una vicina che stava urlando in giardino. E io ho detto, ma questa qua cosa fa? A quest'ora del mattino che urla in giardino? E una vicina che ho sempre visto, ho sempre parlato con lei, tranquillamente. E allora questo giorno mi sono svegliata e l'ho vista urlare in giardino e ho detto, ma cosa sta dicendo? Perché è là che urla? Lei era in giardino, inginocchiata, con la parola di Dio davanti, che stava gridando al Signore, chiedendo aiuto, chiedendo soccorso, chiedendo che Lui facesse qualcosa nella sua vita. Io non so come è andato avanti, però come è continuata questa storia, come è finita e tutto. Però so che io non l'avevo mai vista prima di quel momento come una persona bisognosa del Signore. E ci sono molte volte che diamo per scontato che persone accanto a noi stiano urlando dentro di loro, Dio, io ho bisogno di te, ho bisogno che tu faccia qualcosa nella mia vita. Ed è compito nostro, in quanto figli di Dio, in quanto persone che hanno già ricevuto la grazia del Signore, portare a loro la testimonianza di Dio e di quello che Dio può fare attraverso le nostre vite. Ma non possiamo farlo se prima non accettiamo il Signore, se prima non abbiamo le nostre esperienze con il Signore. Dov'è l'amore senza confini? Sia in chiesa che fuori. Siamo negli ultimi tempi. Una delle conseguenze è che si raffredderanno le chiese. Vi invito ad afferrare il Signore prima che sia tardi. Non raffreddatevi, rimanete saldi a Dio. Afferrate Dio con tutto il vostro cuore e praticate l'amore senza confini, perché amare senza confini non è una cosa non è un sentimento che ricevi e fai di conseguenza. Amare senza confini è una decisione, tu decidi di farlo. E tu dici, ma come faccio a farlo? Che sentiero devo seguire per amare incondizionatamente? È tutto scritto nella parola di Dio, è tutto scritto. Dio ci ha già dato tutto. Le risposte ad ogni nostra domanda sono già nella parola di Dio, sono già scritte nella Bibbia. E Dio, Gesù Cristo, la vita di Gesù ci insegna ad amare senza confini. Cantiamo. Tanta gente nelle chiese, quanti fuori persi, tutti pronti a predicare, ma chi è con te se sbagli? Ma dov'è l'amore
dov'è l'amore? Senza confini, ma dov'è l'amore? Yeah, yeah. Una chiesa testimone della grazia. Torniamo da capo, tanta gente di nuovo. Adesso l'avete imparata. Tanta gente nelle chiese, quanti fuori persi, tutti pronti a predicare, ma chi è con te se sbagli? Ma dov'è l'amore? Senza confini, ma dov'è l'amore? Yeah, yeah. Una chiesa accogliente nella grazia. Vi invito a riflettere su quello che stiamo cantando, su ogni singola parola, su ogni singolo concetto. Pregate al Signore se vi sentite di farlo in questo momento. Chiudete i vostri occhi e parlate con Dio. Chiedetegli di insegnarvi, di guidarvi. Ma dov'è l'amore? Senza confini, ma dov'è l'amore? Yeah, yeah. Una chiesa accogliente nella grazia. Na 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 na. Una chiesa testimone. Torniamo a Ma dov'è l'amore? Solo la Chiesa, cantate solo voi. Senza confini, ma dov'è l'amore? Yeah, yeah. Vai Chiesa. Una chiesa Signore, ti ringrazio per la tua presenza questa sera, Padre. Io ti chiedo che se c'è qualche cuore che si è aperto questa sera, che ha detto voglio accettare Gesù, voglio cambiare, voglio fare un cambiamento nella mia vita, Signore, che tu possa entrare a far parte della vita di questa persona, Signore. Entra a far parte e scombussola tutto quello che c'è, tira via tutto il passato, tutte le cose sbagliate, tutto il peccato, Signore, e che possa questa persona cominciare una nuova vita da capo, da zero, Signore, possa nascere di nuovo in te, Signore. Accogli questi cuori, Signore. Ma
soprattutto ti ringrazio, Padre, per aver parlato a me in primis, Signore. Io ti chiedo che tu possa usare anche il Pastor Sandro, che poi porterà la parola. Usa la sua vita, parla ai nostri cuori, che tu possa aprire i nostri cuori, che ognuno di noi possa ricevere una parola da parte tua questa sera. Magari ci sono persone che è da tanto che ti chiedono opinione, che ti chiedono aiuto, che ti chiedono di fare qualcosa nella loro vita, Signore. E ti chiedo che tu possa farlo questa sera, Signore. Davvero, Signore, io ti chiedo che magari queste persone possano ricevere una risposta finalmente da parte tua, Padre. Non so quali sono i tuoi piani per la vita di ognuno di noi, ma so che hai grandi piani, hai grandi miracoli ancora da fare, Signore. Hai ancora tantissime cose impossibili da dimostrarci, Padre. E ti chiedo che tu possa aiutarci in questo percorso in cui ci avviciniamo a te, ci avviciniamo sempre di più a tenerti stretto a noi, Signore, che noi possiamo davvero sviluppare questa dipendenza da te, da tutto quello che è giusto, da tutto quello che ti rispecchia, Signore. Ti ringrazio infinitamente per la libertà che ci dai di poterti adorare, di poter ascoltare la tua parola, Signore. E ti chiedo di stare insieme ai nostri fratelli in giro per il mondo che magari non possono farlo, Signore. Ti chiedo di stare con loro e ti chiedo di aiutarci a sviluppare anche questa pratica di ringraziare tutto quello che ci hai dato, ringraziare il fatto che non ci hai mai fatto mancare niente, piuttosto che guardare le nostre mancanze, a quello che non abbiamo, ma di farci guardare a quello che già abbiamo. E ti ringrazio infinitamente perché noi abbiamo te e è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, Signore. In te noi abbiamo tutto, in te noi siamo completi. E ti ringrazio, Signore, perché ci ami. Ti ringrazio perché nonostante tutto quello che siamo, quello che facciamo, siamo salvati per grazia e non per opere. E ti ringrazio, Signore. Ti ringrazio nuovamente per tutto quello che fai per noi. E tutto quello che ti chiedo, te lo chiedo nel nome di Gesù, Signore, e solamente per la tua grazia, Padre. Amen. Potete sedervi. Sì. Ok, buonasera. Penso che ci sia stato un uomo di Dio, un cristiano, che più di ogni altro ha desiderato che Cristo fosse qualcosa di reale, di palpabile, di tangibile, no? E questo uomo è l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo voleva che Cristo fosse una realtà e lui aveva capito un principio molto interessante. Io non posso vivere la fede di qualcun altro, ossia io non posso vivere la fede dei miei genitori, non posso vivere la fede della Chiesa, non posso vivere la fede del pastore, io devo vivere una fede pratica, mia, personale, un mio rapporto personale con Dio. E Paolo, perché questo potesse veramente succedere, ossia perché potesse toccare Cristo in qualche modo, ha fatto una scelta radicale di vita. E dice così questo primo testo che parla proprio della testimonianza che Paolo ha dato alla Chiesa di Filippi e dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Quindi Paolo dice: io sono stato afferrato da Cristo Gesù, ma desidero con tutto me stesso afferrare Cristo, perché ancora non lo sto toccando come dovrei toccarlo, non lo rendo reale come dovrebbe essere reale. E qua viene la seconda parte della sua testimonianza che dice: fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio,
dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ossia, Paolo dice, io ho rinunciato veramente a tutto perché Cristo possa diventare qualcosa di reale nella mia vita. La prima domanda scomoda che ti faccio questa sera: Cristo è reale nella tua vita? Stai vivendo una fede veramente pratica in cui Cristo è qualcosa che tu puoi quasi toccare con le tue mani? Oppure Cristo è una teoria che ti hanno insegnato nelle chiese, nella scuola domenicale, nella tua famiglia o da qualche altra parte? La differenza sta tutto qua. E Paolo aveva scelto che quella era la cosa più importante della sua vita. Allora a questo punto io mi faccio la seconda domanda, ossia, cosa succede se io non faccio le stesse scelte di Paolo, ossia non faccio una scelta radicale che Cristo sia una cosa reale nella mia vita? C'è un secondo personaggio che mi fa tanto sorridere nella parola di Dio, no? Perché era una persona che conosceva Dio, ma Dio non era reale nella sua vita. Perché? Perché lui ha fatto una scelta veramente triste, tragica, che l'ha portato molto lontano da Dio, e per ritornare alla presenza di Dio e perché Cristo potesse essere qualcosa di reale, veramente ha dovuto sudare, come si dice in gergo, 7 camicie. Questo uomo è Giacobbe e l'inizio della storia di Giacobbe è questa. E dice così il primo incontro vero tra lui e Dio. Sta attento. Dice: Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, lo pose come pietra commemorativa, vi versò sopra dell'olio e chiamò quel luogo Betel, che significa casa di Dio. Mentre prima di allora il nome della città era Luz, Giacobbe fece un voto dicendo, sta attento che cosa dice Giacobbe qua, ok? Perché questo è molto importante per capire il resto della vita di Giacobbe. Dicendo, se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritorno sano e salvo alla casa del mio padre, il Signore sarà il mio Dio e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Che cosa stava facendo Giacobbe in quel momento? Stava facendo un mercato con il Signore. Quanti se ci sono in questa preghiera? Se Dio mi dà questa cosa che mi piace, se Dio mi porta qua indietro e sarò sano e salvo, se Dio mi dà tutto quello che desidero, allora questo Dio sarà il mio Dio. Interessante quante preghiere di richiesta noi facciamo al Signore, no? Signore, ho bisogno di questo, abbiamo la lista della spesa. Voglio questo, voglio questo, voglio questo, voglio questo, voglio questo, e poi non siamo ancora contenti. E Signore, perché non me lo dai adesso? Ossia, non solo la quantità, ma anche il tempo giusto, che secondo noi è il migliore. Il Signore ci deve dare quella cosa. E il Signore dice, calma, perché c'è una storia qua che ci parla di sé. Ci sono persone che hanno fatto un mercato con me e la loro vita è finita male. Sta attento, qua Giacobbe era ancora molto giovane, ma dopo questa preghiera che lui ha fatto è andato a casa di quelli che io chiamo i parenti serpenti, ossia quelli che l'hanno accolto, l'hanno ingannato, il suo zio che si chiamava Labano, che ha fatto delle labanate terribili nella sua vita, l'ha ingannato per 20 anni, per 20 anni quest'uomo non ha sentito la voce di Dio, per 20 anni ha sofferto e guarda che cosa interessante, lui è tornato ricchissimo, è tornato con 12 figli, è tornato con 4 mogli, non so se è una disgrazia o una benedizione avere 4 mogli, penso che sia una disgrazia perché 4 mogli già con una è difficile. Ok? Ma attenzione, secondo i canoni dell'epoca lui è tornato con tutto quello che aveva desiderato, ma guarda come termina la sua vita, che cosa lui ha testimoniato davanti al faraone quando suo figlio l'ha chiamato lì davanti a lui. Sta attento cosa dice. Giuseppe fece venire Giacobbe, Giacobbe era già molto avanti negli anni, suo padre,
dal faraone glielo presentò e Giacobbe benedisse il faraone e il faraone disse a Giacobbe: quanti sono gli anni della tua vita? Sta attento a questa domanda perché è interessante. Quanti sono gli anni della tua vita? Ma ancora più interessante è la risposta di Giacobbe, che ha risposto così: gli anni della mia vita nomade sono 130, magari io arrivassi a 130 anni. I miei anni, però prosegue la risposta, sono stati pochi e travagliati. Sai perché è successo così? Dopo 130 anni Giacobbe dice: ho passato una vita meschina, insoddisfacente, piena di situazioni che io non volevo che si sviluppassero. Sai perché Giacobbe ha vissuto così? Perché lui voleva fare un contratto con Dio. Se tu mi dai tutto quello che io desidero, allora tu sarai il mio Dio. Con Dio non funziona così. Noi siamo i servi di Dio. Noi siamo i servi di Dio. Dio ha una volontà sovrana, Dio ha una volontà che vuole realizzare nella nostra vita. Dio ha dei progetti meravigliosi per ciascuno di noi, ma noi dobbiamo inserirci nel suo piano, non possiamo portare Dio nei nostri piani, perché altrimenti diventa un disastro la nostra vita. Io non voglio arrivare a 100, forse arrivo a 130 anni, chi lo sa. Tu arriverai a 130 anni, 70, forse 80, forse 90. Tu vorresti rispondere come sono stati gli anni della tua vita, vorresti rispondere come Giacobbe. Veramente, io mi guardo indietro e rispondo: i miei anni sono stati pochi e molto travagliati. Io non vorrei rispondere così, vorrei rispondere: io posso andare nell'eternità perché ho vissuto tutto quello che tu, Signore, avevi da offrirmi. Allora, sta attento. Dopo questi 20 anni di tribolazione, questo contratto con Dio, dopo 20 anni di sofferenza, il Signore dice a Giacobbe: va, torna nella tua terra perché io voglio di nuovo parlare con te. E dice così, questo testo che è un po' più avanti nella vita di Giacobbe, ossia 20 anni dopo. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui e l'uomo gli disse: lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Sai con chi stava lottando? Lui stava lottando con Dio. Questo è Dio che stava lottando con Giacobbe e Giacobbe lottava con Dio. Allora sta attento che cosa succede qua. Giacobbe dopo 20 anni che non vede, non sente la voce di Dio, torna indietro, incontra Dio e lui comincia una lotta con Dio e la cosa che più Giacobbe voleva qual era? La benedizione di Dio. Non voleva altro. Abbiamo detto prima, aveva 12 figli, aveva 4 mogli, era un uomo ricchissimo, aveva tutto quello che aveva desiderato, ma l'unica cosa che desiderava in quel momento è: io voglio la benedizione di Dio, niente altro. E stringeva Dio e non lo lasciava andare. E sapete che cosa Dio ha fatto per benedirlo? Gli ha toccato l'anca e Giacobbe ha cominciato a zoppicare. Allora sta attento che questo ha un significato importantissimo. Come Dio ha benedetto Giacobbe? Dandogli qualcosa o togliendogli qualcosa? Dandogli qualcosa o togliendogli qualcosa? Dio gli ha tolto quello su cui lui si affidava più di ogni altra cosa, ossia le sue gambe che l'hanno fatto scappare dalla situazione familiare per 20 anni. Ma nel momento in cui Dio l'ha toccato lì e lui ha cominciato a appoggiarsi al bastone, ossia aveva bisogno di qualcosa su cui appoggiarsi, ha cominciato a camminare veramente come Dio gli aveva chiesto di camminare 20 anni prima. Ma ha dovuto aspettare 20 anni per cominciare a capire che cosa doveva fare alla presenza di Dio. Quindi, sta attento che cosa dice il proseguo del testo. E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò
quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava all'anca. Non aspettare. Ascoltami bene adesso cosa ti dico. Non aspettare di essere vecchio per appoggiarti su Dio, per camminare nella tua vita di tutti i giorni. Perché può darsi che arrivi un giorno che tutto quello su cui tu conti, Dio te lo toglierà perché tu possa finalmente dire: Signore, ho bisogno di te. Non posso contare sulla mia intelligenza, non posso contare sulle mie energie, non posso contare sul mio impegno, non posso contare su niente di tutto questo, perché oggi la salute c'è, domani sparisce. E su chi ti appoggerai se ti sei appoggiato solo su te stesso fino a quel momento? E il Signore dice: appoggiati su di me, fa la strada che io ho preparato per te, perché questa è la strada giusta, perché è così che io ti voglio benedire. Quando noi ci incamminiamo sulla strada di Dio, noi siamo benedetti. Ma quanto ha dovuto soffrire per capire questo principio quest'uomo di Dio? E quest'uomo ha cambiato il nome. Tu sai che cosa vuol dire il nome Giacobbe? Il nome Giacobbe nella lingua ebraica significa ingannatore, ossia lui stava cercando di ingannare Dio. E sai che cosa significa la parola Israele? Da qua in poi Dio l'ha chiamato Israele, vuol dire colui che ha lottato contro Dio. Tu pensi di vincere lottando contro Dio? Non vincerai mai. Io conosco un profeta nella parola di Dio che voleva scappare dalla presenza di Dio. Ti ricordi Giona? Che cosa Dio ha fatto? L'ha preso, ha scosso un pochino la barca, poi l'ha buttato fuori nel mare, è arrivato un pesce gigantesco, l'ha ingoiato e lui ha abitato 3 giorni nello stomaco di un pesce e la parola di Dio dice che lui aveva le alghe avvolte nel suo corpo, nello stomaco del pesce. Immaginate che profumo che c'era nello stomaco di quel pesce. E Dio dice: tu vuoi veramente che arrivare a quella situazione quando tu scappi da Dio? E Dio dice: fidati di me, non fare un contratto con me, cerca di fare quello che io ti dico perché io voglio benedirti adesso. E questo uomo a quel punto nella sua vita disastrosa l'unica cosa che desiderava era la benedizione di Dio. Diceva: Signore, io non ti mollo fino a che tu non mi dai la tua benedizione. È la stessa preghiera che puoi fare tu oggi. Signore, io non ti mollo oggi finché tu non mi abbia benedetto. E non spaventarti se Dio ti toglierà qualcosa nella tua vita, perché Dio quando chiude un po' una porta apre un portone. È così che fa il nostro Signore. Sta attento. Ultima parte della vita di Giacobbe. Quando è che lui ha cominciato a diventare un credente vittorioso? Guarda che cosa dice il Signore a Giacobbe in un certo punto della sua vita, quando ormai si stavano sistemando tante cose. Dice: Dio disse a Giacobbe: alzati, va a abitare a Betel, là farai un altare a Dio che ti appare quando fuggivi davanti al tuo fratello Esaù. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e tutti quelli che erano con lui: togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi, cambiatevi i vestiti, partiamo, andiamo a Betel, là farò un altare a Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia. E che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Che cosa ha detto Giacobbe ai suoi familiari, alla sua famiglia, a tutti i suoi figli, alle sue mogli? Ha detto: prendete tutti gli idoli che avete e seppelliteli. Sapete che cosa dobbiamo fare per avere una vita completamente benedetta e grandemente benedetta dal Signore? Dobbiamo seppellire tutto quello che ha più importanza del nostro Signore. Qual è la cosa più importante nella tua vita? Qual è la priorità nella tua vita? Idolo si definisce tutto quello che ha priorità tranne la volontà di Dio. Tutti quelli sono
idoli. E il Signore ha detto a Giacobbe, se tu vuoi avere una vita vittoriosa, se tu vuoi essere benedetto grandemente, tu devi seppellire quegli idoli, lasciare che gridino, non toccarli più, dimenticati di loro e fa sì che la tua famiglia non vada mai più a quegli idoli, perché io voglio benedirti. E guarda qual è stato il risultato. Un popolo che era un popolo di allevatori. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano negli loro orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono, il terrore di Dio invase la città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Tu vuoi che Dio sconfigga i tuoi nemici per te? Seppellisci gli idoli. Metti tutto al di sotto dei tuoi piedi e metti il tuo Dio al di sopra di tutto. Tu vedrai come funzionerà la vita. Il Signore si prenderà cura di tutte le difficoltà della tua vita. La parola di Dio ci dice in Matteo capitolo 5, occupatevi prima del regno e della giustizia di Dio e tutto il resto ti sarà dato, ti sarà aggiunto. Basta occuparsi delle cose di Dio, come lo dice il Salmo 37, versetto 4, che è diventato il salmo della nostra famiglia, dice così, è diventato il salmo della nostra quotidianità. Metti il tuo diletto nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Pastore, si possono avere desideri? Certo che sì, ma il tuo desiderio più grande deve essere servire il Signore. Seppelliamo i nostri idoli questa sera, ok? Fai un elenco delle cose importanti della tua vita in questo momento. Mentre io pregherò, io ti chiedo di chiudere gli occhi in questo momento. Passa in rassegna la tua vita. Cosa c'è di più importante nella tua vita? Avere un ragazzo, una ragazza, il telefonino in mano. Ci sono tante cose che possono diventare idoli nella tua vita. Ti posso dire una cosa, Dio non accetterà un posto in seconda fila, in seconda classe. Dio vuole un posto in prima classe nel tuo cuore. E mentre Dio ti sta indicando cos'è la cosa più importante dentro di te, chiedi al Signore, aiutami Signore, io voglio mettere questa cosa al di sotto di te o queste cose al di sotto di te. Io voglio seppellire i miei idoli perché tu mi possa far vedere quanto mi vuoi benedire nella mia vita. E mentre tu stai pregando, tu puoi fare una proposta al Signore. Puoi fare questa proposta, che è una proposta che sicuramente Dio accetterà con un cuore aperto, con le braccia aperte. Signore, come l'Apostolo Paolo ha fatto, io voglio ritenere tutto spazzatura al fine di guadagnare, di toccarti, che tu diventi una cosa reale, non solo un'idea, una teoria. Io voglio che tu diventi reale nella mia vita. Io voglio vederti all'opera, io voglio entrare nella tua opera, io voglio risposte di preghiera, io voglio vedere un Dio che agisce. Ma per fare questo, Signore, io rinuncio a tutto e metto te in primo posto nel mio cuore. Signore, fammi vedere quanto tu sei fedele. Io voglio mettere il mio diletto in te e tu, Signore, appagherai i desideri del mio cuore. È la parola di Dio e Dio non mente. Mentre tu stai pregando, io ti sto chiedendo adesso una cosa importante, di fare un passo verso il Signore, se tu veramente vuoi che Cristo sia una cosa reale. Hai sentito che il messaggio era per te questa sera? Io voglio pregare
insieme a te, ok? Ma per fare questo io ti chiedo di identificarti e lì dove tu sei io ti chiedo che tu possa alzarti e voglio pregare per te. Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica là. Amen. Alzati pure, alzati nel nome di Gesù. Dio ti benedica, amen, gloria a Dio. Guarda, il Signore è qua in mezzo a noi, non ha vergogna di noi, non devi avere vergogna del Signore. Lui vuole benedire grandemente la tua esistenza. Non permettere, tu che sei giovane, non permettere al mondo, alla carne e al diavolo di ingannarti con le sue bugie, che puoi vivere come vuoi tu, perché arriverai alla fine della tua vita e dirai: i miei anni sono stati pochi e molto travagliati, io non voglio per te questa cosa, ma sei tu che devi fare un passo. Alzati nel nome di Gesù, non lasciare che le tue gambe siano pesanti, perché questo è un gioco del nemico, ma se tu vuoi io posso pregare per te. Amen. Nostro Dio, nostro Padre, ci sono persone qua stasera che hanno dato un passo verso di te e stanno dicendo: Signore, voglio che tu sia la cosa più importante della mia vita. Rinunciare a tutto significa guadagnare tutto, perché Cristo è la nostra ricchezza più grande. Io ti prego di benedire questi fratelli, questi amici, ragazzi e ragazze che stanno dicendo: ho bisogno, Signore, che tu sia reale nella mia vita. Signore, che loro escano da qua pieni del tuo Spirito, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Tu che ti sei alzato, puoi dare un abbraccio alla persona vicino a te, per favore? Ok? Dio ti benedica. Ok, adesso celebreremo il nostro momento di decime offerte e vi chiedo di stare in piedi per poter cantare, vi chiedo di, se avete qualcosa da offrire a Dio, offritelo, e non si limita soltanto a qualcosa, ai soldi, ma è anche qualcosa che potrebbe far parte della vostra vita, un momento per offrire tutto quello che avete da dare al Signore. E cantiamo Vedo la gloria del Signore oggi qui. Magari chi non la vede, se non la state vedendo oggi, vi chiedo di cantarla come richiesta di preghiera. Abbiamo parlato tanto di richiedere. Chiediamo al Signore di mostrarci la sua gloria in ogni momento. Contemplerò la sua gloria, oggi qui scenderà.
ringrazio per qualsiasi cosa ognuno di noi abbia offerto questa sera, Signore. Ti ringrazio, ti chiedo di benedire la vita di ogni persona qui presente, Signore. E magari a loro toglierai qualcosa, Signore, a causa di questa mia preghiera, ma so che ogni cosa che tu farai per la loro vita sarà la cosa migliore, Signore. Ti chiedo che ognuno di noi in realtà possa appoggiarsi sempre a te, sempre alla tua volontà, sempre al tuo discernimento, a quello che tu pensi e non quello che pensiamo noi, sempre ai tuoi piani e non ai nostri piani, sempre alla tua direzione e non a quello che pensiamo che sia giusto, Signore. Ti chiedo di continuare ad insegnarci, Signore, e di fortificarci in te, Padre. E so che magari dopo questa preghiera arriveranno un sacco di problemi, ma tu sei sempre con noi, Signore. Questa è una promessa che dobbiamo portare nel nostro cuore. Tu sei con noi e ogni cosa che fai coopera per il bene di chi ti ama, Signore. E ti ringrazio, Padre. Ti ringrazio per tutto quello che fai. Nel nome di Gesù, amen. Adesso dovrebbero esserci gli annunci. Ok, allora, i nostri formidabili annunci. Dai, che ormai li sappiamo. Allora, il corso di teologia, fortunatamente a Treviso è finito, mi conferma? Sì, perciò adesso faremo così. Dato che a Conegliano mancano 2 lezioni, faremo questo martedì a Conegliano lezione in corso di teologia e poi al posto di aspettare una settimana per l'ipotetico corso a Treviso faremo direttamente questo martedì e il prossimo martedì corso di teologia, ok? Così finiamo anche a Conegliano e possiamo tutti quanti festeggiare dopo queste 15 lezioni, qualcosa del genere? Wow! Poi, oggi è il... Tutti sintonizzati, mi piace. Oggi è il 3. Allora, non questa settimana che verrà la prossima, abbiamo il nostro campeggio di... Bambini e preadolescenti. Facciamo questo annuncio qua, soprattutto rivolto verso i preadolescenti. Ragazzi, iscrivetevi, ok? Per favore iscrivetevi, ci saranno attività rivolte a bambini, ci saranno attività rivolte a preadolescenti, studi fatti apposta, eccetera, eccetera. Non perdete questa occasione solo perché dite, ah sì, lo farò, mi iscriverò. Abbiamo mandato i sondaggi nei gruppi, abbiamo mandato i form di iscrizione nei gruppi, per favore iscrivetevi. Se non utilizzate quel link, se non scrivete i vostri dati, purtroppo non potrete accedere al campeggio. Tutto chiaro fino a qua? Perfetto. Poi, dopo, non la settimana seguente, ma la settimana subito dopo, abbiamo il campeggio dei adolescenti e giovani. Winners Camp? Mi piace. Ok? Attenzione che questo inizierà una domenica, ok? Una domenica, poi naturalmente manderemo i dettagli, ci incontriamo lì e lo finiamo sabato, ok? Sabato è il giorno in cui ritorniamo a casa perché la domenica dopo che cade il 2 luglio ci saranno i nostri battesimi, ok? Stesso posto della scorsa volta e a proposito del Winners Camp, stesso posto della scorsa volta, e in particolare... Iscrivetevi, di nuovo, rinnovo l'invito, perché è fondamentale, abbiamo ricevuto pochissime iscrizioni e vedo qua, tante persone che hanno detto, ah sì, verrò, wow, non vedo l'ora, e non si sono iscritte. Perciò ragazzi, iscrivetevi, ok? Non aspettate l'ultimo, fatelo adesso, fatelo subito dopo, ma iscrivetevi. Mi sono dimenticato di piccolo dettaglio. La caparra è di 50 euro per entrambi i campeggi. Nel primo campeggio il costo totale di iscrizione è 100... Basta, rotti. Ok? 100 rotti per i fratelli, per le sorelle appartenenti allo stesso nucleo familiare, 80. Mentre nel Winners Camp abbiamo un prezzo di iscrizione di 150 con uno sconto per fratelli e sorelle dello stesso nucleo familiare pari a 130. Ok? Perfetto. Perciò i prossimi vostri impegni sono
Iscrivervi al campeggio dei bambini e dei preadolescenti per chi non l'avesse ancora fatto, iscriversi al campeggio degli adolescenti e dei giovani per chi non l'avesse fatto e pregare che tutto vada bene. Ok? Tutto chiaro? Serve che lo ripeta in portoghese? In inglese? Rumeno? No, purtroppo mi hanno più che altro risposto no, perciò. Ciao a te che ci hai seguito a casa, ciao a tutti, Dio vi benedica e buon sabato.